Ciao a tutti, in questo video partiremo per un viaggio virtuale indimenticabile in Armenia, un paese ricco di storia, cultura e bellezza naturale. Scopriremo insieme le 5 destinazioni da non perdere in questo territorio affascinante e misterioso. Iniziamo dalla sua capitale, Yerevan. Questa città è un vero e proprio gioiello architettonico che combina elementi antichi e moderni con una vivacità e un'energia contagiose. Passeggiando per le sue strade ci imbattiamo nella splendida piazza della Repubblica, il cuore pulsante della città, dove possiamo ammirare i magnifici edifici che la circondano e le suggestive fontane. Ma c'è un altro luogo imperdibile: la cascata, una struttura imponente che sembra una scalinata verso il cielo. Salendo fino alla sua sommità possiamo godere di una vista panoramica sulla città e sul monte Ararat. Yerevan è anche una città che custodisce gelosamente la sua storia e la sua cultura. Per apprezzarle al meglio possiamo visitare il Matenadaran, un museo che ospita una collezione straordinaria di antichi manoscritti armeni che testimoniano la ricchezza e la varietà della letteratura, dell'arte, della scienza e della religione di questo popolo. Oppure possiamo visitare il Teatro dell'Opera. Non possiamo ignorare però la tragedia che ha segnato profondamente l'Armenia: il genocidio perpetrato dall'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale, che causò la morte di oltre 1 milione di armeni. Per rendere omaggio alle vittime di questo orribile crimine contro l'umanità, possiamo recarci al museo e al memoriale del genocidio armeno. Se vogliamo portare a casa un ricordo del nostro viaggio a Yerevan, possiamo fare un giro al vernissage. Si tratta di un mercato all'aperto dove possiamo trovare di tutto: dipinti, tappeti, gioielli, ceramiche, lavori in legno e molto altro ancora. E dopo tanto camminare potrebbe venire fame. Per fortuna Yerevan ci offre una cucina deliziosa e varia. Uno dei piatti tipici è il dolma, che consiste in foglie di vite o di cavolo ripiene di carne macinata, riso, erbe aromatiche e spezie. Un altro elemento essenziale della cucina armena è il lavash, un pane sottile senza lievito che viene cotto in un forno di argilla. Dopo aver esplorato Yerevan, ci dirigiamo verso il lago Sevan, il più grande specchio d'acqua dell'Armenia e della regione del Caucaso. È uno dei più grandi laghi di alta quota dell'Eurasia. Questo lago è un paradiso per gli amanti della natura. Qui possiamo nuotare nelle sue acque, fare una gita in barca o pescare. Ma il lago Sevan non è solo natura. Qui possiamo visitare il monastero di Sevanavank, un sito storico con una vista emozionante sul lago e sui suoi dintorni. Questo complesso monastico medievale fu fondato nel IX secolo. Un altro sito affascinante è il cimitero di Noratus, con circa 900 khachkar, croci di pietra scolpite con motivi geometrici o floreali. Proseguiamo il nostro viaggio con il Parco Nazionale di Dilijan, una meraviglia naturale che si estende per 240 km². Questo parco è uno dei 4 parchi nazionali dell'Armenia e ci offre una varietà di paesaggi impressionanti, tra foreste, montagne e laghi. Lungo il cammino possiamo incontrare una varietà di specie vegetali e animali, come querce, faggi, carpini, noci, noccioli, coleotteri, rettili, anfibi, pesci e uccelli. Tra questi spiccano il fagiano di monte e l'aquila reale. Nel parco possiamo visitare diversi monasteri medievali, come il monastero di Hagarzin e il monastero di Goshavank, che risalgono al X secolo. Se vogliamo rilassarci dopo una lunga escursione, possiamo fare una sosta al lago Parz, un luogo incantevole e tranquillo dove possiamo fare un picnic e goderci il paesaggio naturale. La nostra prossima destinazione è il monastero di Noravank, un monastero del XIII secolo. Questo monastero si trova in una posizione spettacolare, è immerso in una stretta gola circondato da splendide pareti di roccia rossa che
che ne esaltano la bellezza e il fascino. Per raggiungerlo dobbiamo percorrere una strada tortuosa e stretta che si snoda attraverso il canyon fino al sito. Il monastero di Noravank fu fondato nel 1105 e comprende 3 chiese, ognuna con disegni intricati e rilievi religiosi. Per concludere il nostro viaggio in Armenia, ci dirigiamo verso il monastero di Gegard, un eccezionale monastero medievale che è un vero e proprio capolavoro architettonico che si fonde con la montagna in cui è parzialmente scavato. Questo monastero fu fondato nel IV secolo da Gregorio Illuminatore, il santo che convertì l'Armenia al cristianesimo. Il monastero è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e ci mostra l'apice dell'architettura medievale armena. Qui era custodita la lancia che ferì Gesù durante la crocifissione. Questa reliquia sacra fu presumibilmente portata in Armenia dall'apostolo Giuda, detto anche Taddeo, e fu conservata, tra le molte altre reliquie, nel monastero. La bellezza naturale del paesaggio circostante, insieme alla storia radicata del monastero, rende Gegard una destinazione imperdibile per chi visita l'Armenia. Il nostro viaggio in Armenia giunge al termine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto scoprire le meraviglie di questo paese. L'Armenia è un paese ricco di storia, cultura e tradizioni. I suoi abitanti sono calorosi e ospitali. I suoi paesaggi sono spettacolari e incantevoli. Grazie per aver seguito questo video. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video sul mondo. Alla prossima, ciao!